I carabinieri della compagnia di Sciacca, in collaborazione con militari della compagnia carabinieri di Palermo di Piazza Verdi, hanno eseguito 3 ordinanze di misura cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari emessi dal GIP presso il Tribunale di Sciacca su richiesta della Procura della Repubblica di Sciacca nei confronti di 2 soggetti residenti a Palermo e 1 a Sambuca di Sicilia. Tutti sono ritenuti parte di un presunto gruppo criminale dedito ai furti di motocicli. L'attività investigativa è scaturita dall'analisi di 2 denunce presentate tra il gennaio e il febbraio di quest'anno presso la stazione Carabinieri di Sambuca di Sicilia relativa al furto di 3 motocicli trafugati dai garage di 2 abitazioni di quel centro. L'esame delle dinamiche dei furti, comparate con i filmati di alcune telecamere comunali installate, consentiva di individuare dei veicoli e un gruppo di persone che, seguendo un consolidato cliché, riuscivano a colpire indisturbati. La banda, tramite un basista di Sambuca di Sicilia, individuava gli obiettivi da colpire e sulla base delle indicazioni ricevute agiva portando a segno i colpi. Successivamente entrava in scena lo stesso basista, che fungeva da canale di comunicazione tra le vittime e gli autori dei furti, offrendosi come mediatore per far riottenere alle stesse vittime dietro pagamento i motocicli loro sottratti, di fatto utilizzando il metodo estorsivo, come noto come cavallo di ritorno. È stato solo in questo modo che una delle vittime, pagando 4.500 euro, riusciva a rientrare in possesso di uno dei 2 motocicli rubati. Le diverse perquisizioni nei domicili degli indagati, eseguiti dalla seconda fase delle indagini su delega della Procura della Repubblica di Sciacca, portavano così al ritrovamento di una motocross Fantic 125 e di un motore di un motociclo Piaggio Liberty 150, risultati rubati a Palermo nello scorso estate, che sono stati restituiti così ai proprietari. Infine, a chiusura dell'operazione di servizio, a Sambuca di Sicilia, i carabinieri, all'atto di eseguire le misure cautelari nel tentativo di rintracciare uno degli indagati, si recavano presso il domicilio di un suo parente, trovandolo in possesso di diverse decine di grammi di hashish, cocaina e di un bilancino di precisione. L'uomo quindi veniva anche arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti e, come gli altri 3, veniva sottoposto agli arresti domiciliari.